Un'amministrazione seria, lungimirante e corretta non deve scendere a patti con le minacce e gli opt-out di alcuno, né ora né in futuro. Parole chiare, durissime, arrivano come una freccia che vola nell'aria densa di affa e di polemiche di questi giorni torridi e piombano nell'ufficio del sindaco Elena Pavan, della sua giunta e di tutti i consiglieri comunali di Bassano. A scriverle, nero su bianco, in una lettera dal contenuto molto forte, sono i presidenti di quartieri Borgozucco, Pre, Merlo, San Lazzaro e Santa Croce, che intervengono sulla reazione a catena innescata dall'ultimatum rifilato da Baxi al comune. Ovvero, alla multinazionale serve spazio per le linee di costruzione delle nuove caldaie e lo spazio che si vorrebbe recuperare è quello dell'ex IAR. Ma Pengo, proprietario della struttura, ha bisogno di allargarsi per recuperare spazio. E dove? In San Lazzaro, dove il braccio di ferro fra privati, pubblico, cittadini, associazioni e via dicendo è ormai logorante. In caso contrario si potrebbe arrivare a una delocalizzazione e tanti saluti a centinaia di posti di lavoro. Chiedono quindi i quartieri. È giusto compromettere quest'area di pregio agricolo e ambientale per consentire una speculazione privata? Non usano mezzi termini i rappresentanti dei quartieri, che ricordano poi a Pavan e consiglieri vari: siete stati eletti per governare e gestire anche il territorio senza attuare scempi di cui sareste responsabili nella memoria storica incancellabile della cittadinanza. Insomma, una presa di posizione estremamente pesante che conferma quelle già viste in passato da parte dei quartieri riguardo i progetti dei privati per l'area di San Lazzaro. Ora a mettere il carico da 11 arriva l'ultimatum di Baxi, definito senza tanti giri di parole dai presidenti di quartiere come un vero e proprio ricatto. Una lettera, quella ricapitata nelle scorse ore al sindaco Pavan e ai consiglieri, che segna un prima e un dopo, uno spartiacque di cui ogni passo da qui in avanti dovrà tener conto. E quella che potrebbe essere l'ultima estate delle campagne di San Lazzaro si apre con una salva di cannonate che in altri tempi avrebbero ricordato la battaglia del solstizio. Ma qui non ci sono vincitori e vinti, c'è in ballo solo Bassano e il suo futuro.